17 milioni di euro e questo è il finanziamento in arrivo per l'area urbana di Vicenza dal programma regionale del Veneto per interventi che riguardano dai trasporti all'edilizia residenziale, dalla rigenerazione urbana alla pubblica amministrazione digitale. Siamo pronti alla firma della convenzione con i comuni dell'area urbana che ha visto l'assegnazione di 17 milioni di euro dai fondi europei tramite la Regione Veneto. Un investimento importante sul territorio che riguarda trasporto pubblico, edilizia residenziale pubblica e altre cose importanti per il nostro territorio. Quindi una grande risposta grazie al lavoro di squadra con i comuni della città di Vicenza a capofila e i comuni contermini. L'area urbana di Vicenza, di cui la città è capofila, comprende altri 8 comuni che concorreranno al prossimo step, la presentazione dei progetti in base ai criteri indicati dalle linee guida regionali. Sono appena arrivate ad oggi le linee guida da parte della Regione Veneto, si è già confrontati con i comuni contermini, i quali entro il 10 marzo dovranno presentare le loro progettazioni. Entro il 30 marzo tali progettazioni verranno presentate alla Regione Veneto, dopodiché si proseguirà con la definizione dei progetti definitivi ed esecutivi.